presenza di Mattarella all'aula bunker del carcere Ucciardone a Palermo, sede dello storico maxi processo intitolata Falcone e Borsellino. Ascoltiamo il presidente della regione, Renato Schifani. Una giornata importante, rimangono e rimarranno nella memoria di tutti i siciliani onesti, due grandi personaggi protagonisti della lotta alla mafia. È giusto da parte nostra non solo dimenticarli, ma anche adottare e continuare ad adottare tutti quei provvedimenti che diano mezzi alle forze inquirenti per contrastare la mafia, aggredendola nei patrimoni. Lo abbiamo fatto in passato, rafforzando la norma sui sequestri, stabilizzando il 41 bis quando ero in politica attiva a livello nazionale. Attueremo delle forme di controllo molto stringenti sui flussi del PNRR. Mi ero impegnato in campagna elettorale e costituirò un nucleo ristrettissimo e qualificato che controlli quanto più possibile l'anomalia di eventuali flussi, perché la mafia guarda a questi momenti. Oggi è una giornata comunque importante per tutti i siciliani onesti, ma credo che per l'intera comunità internazionale omaggiare queste due figure che ho avuto l'onore di conoscere personalmente.